Chi accuserà gli eletti di Dio? Una domanda già pronunciata da Paolo Apostolo nel corso della lettera ai Romani. E chi sono gli eletti di Dio? Benvenuti allo studio del venerdì. Affronteremo questa sera il capitolo 11 della lettera di Paolo ai Romani, che conclude la cosiddetta sezione teologica, illustrata dai capitoli 9 al capitolo 11. Perché dal capitolo successivo, come sapete, dal 12, parte la vita pratica, la vita cristiana e quindi tutto quello che è il camminare in comunione, il camminare con Dio. La questione che viene trattata riguarda proprio Israele e come nella storia abbiano rigettato il Messia. Un rigetto di massa già profetizzato nella storia, prima nel Deuteronomio, poi nei libri profetici, se non fosse per quel residuo fedele che avrebbe garantito uno sviluppo della storia della redenzione che ha coinvolto tutti coloro che avrebbero creduto nella storia e che ancora oggi sono coinvolti nell'annuncio e nell'ascolto del Vangelo. Abbiamo parlato di paradossi domenica scorsa, potremmo anche usare un termine teologico, quello delle tensioni, ed una di quelle è conciliare la sovranità di Dio, come anche osservare le scelte poste in essere da Israele, le cui conseguenze sarebbero ricadute anche sul loro futuro. Una tensione quindi tra sovranità di Dio e responsabilità singola e di popolo. L'incredulità rimane una criticità in capo ad ogni uomo e donna. D'altronde non fu proprio in un giardino il non credere a Dio nei limiti che egli aveva già posto nella relazione, come anche godere pienamente del piacere che aveva preparato per la prima coppia. Genesi 2, versetti 16 e 17. Dio il Signore ordinò all'uomo: mangia pure da ogni albero del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, certamente morirai. I limiti che Dio ha posto erano necessari e sono necessari per il nostro bene. E quando essi si superano, allora si entra in un terreno caratterizzato da orgoglio, ostinazione, rigetto e autodeterminazione. Allora la questione assume una dimensione prettamente di popolo, perché nel capitolo 9 Paolo risponde alla seguente domanda: perché Israele ha rigettato Dio? Osservare anche come questo rigetto abbia favorito altri popoli ad accogliere il Vangelo. Infatti a Pentecoste sono state inaugurate le promesse di Dio della buona notizia di Cristo in ogni direzione della terra. Un rovesciamento di Babele perché Dio aveva confuso le lingue, mentre a Pentecoste ognuno nella propria lingua comprese lo stesso messaggio attraverso lo stesso annuncio, la salvezza in Gesù Cristo. Il capitolo successivo, il capitolo 10, Paolo descrive l'elemento unificante che avrebbe dovuto assicurare la strada nella quale incamminarsi per avere una relazione con Dio, ovvero credere, avere fede in Gesù Cristo come Signore e Salvatore. Infatti alla croce sono state ratificate le nuove coordinate per tutta l'umanità e non solo per l'Israele etnico, che aveva le scritture per riconoscerlo e credere. Infine siamo al capitolo 11, che a breve leggeremo. Ci aiuterà a capire alcune cose su Israele e ancor più come questi fatti storici, come anche escatologici, che ci proiettano verso il futuro, ci riguardano e hanno a che fare con la nostra quotidianità. Prima domanda: quale relazione abbiamo con Dio attraverso Gesù Cristo e come questa relazione impatta nella nostra vita quotidiana? Questo lo dobbiamo ricordare mentre
condivideremo questo testo. Seconda domanda: ci possiamo fidare di Dio? In ciò che leggeremo troveremo forse un Dio che non mantiene le promesse, comprese quelle riservate ad Israele? Terza domanda: abbiamo un cuore per Israele? Preghiamo per la loro conversione? Oppure li guardiamo sempre come coloro che hanno rigettato il Messia? In altre parole, abbiamo un cuore per coloro che ancora oggi sono increduli? Ultima domanda: siamo consapevoli che nonostante tutto, nonostante le nostre piccole e grandi battaglie in ogni ambito, siamo integrati in un grande piano che Dio sta realizzando nella storia, e in quella storia ci sei anche tu. Che grande cosa, far parte di una storia come quella di Dio. Basterebbe questo a renderci fieri di appartenere ad un movimento che si collega e parte da un giardino e va verso l'eternità. Ecco cosa ci sarà di stimolo nel capitolo 11. Non una lezione di storia, non una lezione speculativa che mette in tensione alcune questioni anche teologiche, ma una lezione di vita, ed è una vita che ha l'ambizione di camminare con Dio, caratterizzata dal diletto come anche dai limiti che Egli ci impone per darci la libertà nel rimanere all'interno di una relazione. Però leggiamo il testo, capitolo 11, primi 24 versetti. Dico dunque, Dio ha forse ripudiato il suo popolo? No, di certo, perché anch'io sono israelita della discendenza di Abramo, della tribù di Beniamino. Dio non ha ripudiato il suo popolo, ne ha riconosciuto già da prima, che ha riconosciuto già da prima. Non sapete ciò che la scrittura dice a proposito di Elia? Come si rivolse a Dio contro Israele dicendo: Signore, hanno ucciso i tuoi profeti, hanno demolito i tuoi altari, io sono rimasto solo e vogliono la mia vita. Ma che cosa gli rispose la voce divina? Mi sono riservato 7.000 uomini che non hanno piegato il ginocchio davanti a Baal. Così anche al presente c'è un residuo eletto per grazia, ma se è per grazia non è più per opere, altrimenti la grazia non è più grazia. Che dunque quello che Israele cerca non lo ha ottenuto, mentre lo hanno ottenuto gli eletti e gli altri sono stati induriti, come è scritto: Dio ha dato loro uno spirito di torpore, occhi per non vedere e orecchie per non udire, fino a questo giorno. E Davide dice: la loro mensa sia per loro una trappola, una rete, un inciampo e una retribuzione, siano gli occhi loro oscurati, perché non vedano e rendi curva la loro schiena per sempre. Ora io dico, non forse inciampati perché cadessero? No, di certo. Ma a causa della loro caduta la salvezza è giunta agli stranieri per provocare la loro gelosia. Ora, se la loro caduta è una ricchezza per il mondo e la loro diminuzione è una ricchezza per gli stranieri, quanto più lo sarà la loro piena partecipazione. Parlo a voi stranieri, in quanto sono apostolo degli stranieri, faccio onore al mio ministero, sperando in qualche maniera di provocare la gelosia di quelli del mio sangue e di salvarne alcuni. Infatti, se il loro ripudio è stato la riconciliazione del mondo, che sarà la loro riammissione se non un rivivere dai morti? Se la primizia è santa, anche la massa è santa. Se la radice è santa, anche i rami sono santi. Se alcuni rami sono stati troncati, mentre tu, che sei ulivo selvatico, sei stato innestato al loro posto e sei diventato partecipe della radice e della linfa dell'olivo, non insuperbirti contro i rami, ma se ti insuperbisci, sappi che non sei tu che porti la radice, ma è la radice che porta te. Allora tu dirai: sono stati troncati i rami perché fossi innestato io. Bene, essi sono stati troncati per la loro incredulità, e tu rimani stabile per la fede, non insuperbirti, ma temi. Perché se Dio non ha risparmiato i rami naturali, non risparmierà neppure te. Considera dunque la bontà e la severità di Dio,
la severità verso quelli che sono caduti, ma verso di te la bontà di Dio, perché tu perseveri nella sua bontà. Altrimenti anche tu sarai reciso. Allo stesso modo anche quelli, se non perseverano nella loro incredulità, saranno innestati, perché Dio ha la potenza di innestarli di nuovo. Infatti, se tu sei stato tagliato dall'ulivo selvatico per natura e sei stato contro natura innestato nell'ulivo domestico, quanto più essi, che sono i rami naturali, saranno innestati nel loro proprio olivo. Fin qui la parola del Signore. Dio ha forse rigettato il suo popolo? No, di certo. Scrivendo ad una chiesa caratterizzata da una multietnicità, ovvero giudei e gentili, immaginano che per parlare in questi termini, a Roma c'era solo una minoranza di giudei, allora Paolo dirà assolutamente no. Offre speranza nel dire a questo popolo che Dio ha ancora da fare con le loro vite. È un messaggio di incoraggiamento proprio alle minoranze che stavano nella chiesa di Roma. Dio ha ancora a che fare con voi. Rigettati da Dio? No, questo serviva per non elevare anche il pregiudizio, non solo in una chiesa, ma anche nel contesto della città di Roma, perché già c'erano delle forme di antisemitismo. Ciò significa che Dio ha sempre questa sua propensione nell'essere prossimo, ad essere colui che accoglie. Paolo dirà no di certo. Dio sa accogliere ed è un messaggio positivo per la Chiesa, per Israele e per te che ascolti questa sera. Sono israelita, dirà, e sono stato accolto da lui. Ero un bestemmiatore, conosciuto per la mia crudeltà verso i cristiani, e sono stato accolto da Dio. Ora sono cristiano, come anche sono israelita. Paolo unifica le due identità e le fonde insieme. Potrà dire a quella chiesa: sono stato accolto anch'io, e puoi esserci anche tu. Ecco la prima promessa che Paolo offre in una domanda. Alla presenza di Dio c'è accoglienza, però aggiungo, se credi al Figlio che lo ha permesso. Da ragazzo, quando incontravo una persona anziana, la prima domanda per me, in dialetto abruzzese che non vi dico, era la seguente: di chi sei figlio? Era anche un modo per dirti chi è tuo padre. Nel cognome, a volte nel soprannome, perché sono cresciuto in un borgo rurale, la persona anziana ricostruiva la storia del ragazzo e il luogo preciso di provenienza. Con quel soprannome sapeva che tu venivi da quel luogo della contrada, da quella casa. Paolo fornisce il suo pedigree nell'essere israelita, discendenza di Abramo, tribù di Beniamino, ebreo doc, anzi direi ebreo docg, denominazione, origine controllata e garantita, come si farebbe con un buon vino. Poteva parlare ad altri ebrei di un Dio che accoglie per mezzo della fede e non solo da una genealogia precisa. Sono ebreo e cristiano perché Cristo è il compimento di ogni promessa. Anch'io sono a bordo, sono in questa relazione perché Dio non ha ripudiato il suo popolo che ha preconosciuto. Sono ebreo e sono cristiano, ecco il mio vero io, la mia essenza, perché ho una storia, provengo dal passato e vado verso il futuro. Ci sono anch'io in questa avventura e potrei dire questa sera: e tu? Dove stai? Con chi stai? E dove andrai? Paolo dirà che era della tribù di Beniamino e mi sono posto un'ulteriore domanda. Quali caratteristiche positive ha avuto Beniamino come famiglia, come anche località, perché in quei territori è stata edificata Gerusalemme? Beniamino
rappresenta la tribù della scelta. È quella che è rimasta fedele al Dio di Israele. È la tribù che ha scelto di fare qualcosa. È la tribù che ha commesso i propri errori, ma è anche la tribù della scelta nelle scelte. Anche noi siamo tutti coinvolti nelle scelte e nel particolare scegliere di credere in Dio per mezzo di Gesù Cristo. Il terrorista del suo tempo, il temuto Paolo da Tarso, ora si colloca con il suo io nella storia della redenzione per sola grazia, per sola fede, perché grazia gli è stata fatta. Non è forse una speranza per ciascuno di noi? Il passato di Paolo è come quel passato è stato redento dalla croce di Cristo, perdonato da Cristo. È una speranza, è una porta aperta che Dio lascia per le nostre famiglie, per gli amici, per i parenti, per i colleghi, e giovedì sera abbiamo anche pregato per i nostri figli. Lo scoraggiamento fa parte della nostra umanità. Perfino un profeta come Elia deve ricevere rassicurazioni in merito quando osservava il contesto nel quale viveva, caratterizzato da idolatria, malvagità, per poter dire: ma Dio, dove sei? Ci hai per caso abbandonati? Come farai a portare a compimento le tue promesse in un contesto come questo? Cosa risponderà il Signore? Lo leggiamo dal versetti 2 a 5. Dio non ha ripudiato il suo popolo, che ha preconosciuto. Non sapete ciò che la Scrittura dice a proposito di Elia? Come si rivolse a Dio contro Israele, dicendo: Signore, hanno ucciso i tuoi profeti, hanno demolito i tuoi altari. Io sono rimasto solo e cercano la mia vita. Ma che cosa gli rispose la voce divina? Mi sono riservato 7.000 uomini che non hanno piegato il ginocchio davanti a Baal. Così anche al presente c'è un residuo eletto per grazia, ma se per grazia non è più per opere, altrimenti la grazia non è più grazia. Qual è la forza attiva nelle mani di Dio anche oggi? È proprio quel residuo fedele che ha sempre portato avanti i suoi buoni propositi, proprio partendo da quel popolo che ha anche eletto e chiamato a sé, caratterizzato dalla fede di alcuni in un contesto di incredulità. Quando si nominavano gli uomini, non significa che non ci fossero le donne e i bambini. Erano nominati come capifamiglia, erano famiglie che non avevano piegato le loro ginocchia alla divinità pagana del loro tempo. Erano quelle famiglie che avevano dichiarato le seguenti affermazioni pronunciate anche da Giosuè: quanto a me e alla mia casa serviremo l'Eterno. Questo è quello che ha preservato, questo è quel residuo fedele che nella storia ha sempre fatto la differenza ed è sempre una minoranza rispetto alle masse. Ricordiamoci, una generazione nel deserto cadde per incredulità e non erano centinaia, erano migliaia e migliaia. Pertanto il residuo eletto è caratterizzato da tutti coloro che credettero nel passato e credono ancora oggi per sola fede, che siano giudei, che siano greci, e quando si affermerà più avanti che non tutto Israele sarà salvato, sta dicendo in altre parole che Dio non può salvare gli increduli. Sì, quelli che hanno fatto le loro scelte in ogni tempo storico, prima di Cristo, dopo di Cristo, rimanendo nella loro incredulità. Quindi, ritornando a Paolo e ritornando a quella storia, a quella risposta secca ad una domanda inquietante: Dio ha forse ripudiato o rigettato il suo popolo? E Paolo dirà no di certo. Allora la questione questa sera, per me e per te, è questa. Non dipende molto dal tuo passato e di come questo possa condizionare il tuo credere, quanto il tuo rifiuto a credere al presente, qui ed ora. Questo è ciò che Dio ti chiede questa sera, di credere qui ed ora. Decidere ora se questo ascolto sia proteso a cambiare il tuo presente.
Alcuni, dirà Paolo, si sono induriti di cuore, che si distinguono dagli eletti. Chi sono gli eletti e chi sono gli induriti? Versetti da 7 e 8. Che dunque, quello che Israele cerca non lo ha ottenuto, mentre lo hanno ottenuto gli eletti, e gli altri sono stati induriti, come è scritto: Dio ha dato loro uno spirito di torpore, occhi per non vedere e orecchie per non udire, fino a questo giorno. E ancora, e Davide dice: la loro mensa sia per loro una trappola, una rete, un inciampo, una retribuzione, sino gli occhi loro oscurati perché non vedano, e rendi curva la loro schiena per sempre. Gli eletti sono coloro che credono, che hanno ricevuto la salvezza come dono. L'indurimento è una posizione giuridica, di scelta, nel rimanere increduli e con un cuore orgoglioso che rifiuta il messaggio della grazia. È quella famosa tensione che incontriamo nel Vangelo di Giovanni, nel quale al capitolo 1 è scritto, parlando proprio di Gesù, che si incarna diventando tempio e tabernacolo per l'umanità. È scritto così nel Vangelo di Giovanni. È venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue né da volontà di carne né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Quanti ebrei si ritenevano figli di Abramo solo attraverso la genealogia e quindi eredi delle promesse senza credere? Quanti cristiani oggi che nascono in una nazione cristiana o che si ritengono cristiani sono garantiti attraverso una istituzione religiosa che li rende cristiani, partecipando ai vari sacramenti, con il battesimo che si apre alla vita e con un rito funebre che chiude la vita, con l'illusione di trasferire l'anima nel regno dei cieli? Mi sembra un cristianesimo delegato ad altri, che non si interroga come diventare figli, perché il diritto di esserlo è nel credere in Gesù. Ed è tutt'altra cosa. A Nicodemo Gesù dirà: sei maestro, dottore della legge, non sai queste cose? Non sai che devi nascere di nuovo? La pretesa di sapere nel non sapere. Questo è il problema. La pretesa di sapere e non sapere. Pertanto l'indurimento di Israele rimane una punizione per il loro rifiuto a credere. Si cerca Dio, così come accadeva con Israele. È scritto infatti: quello che Israele cerca non lo ha ottenuto, perché questo cercare confligge nella tensione di rifiutare l'amore di Dio. Induriti significa rifiutare la giustificazione gratuita e rifiutare l'adozione. Giustificati per fede, abbiamo pace con Dio. Lo ricorderemo. Come ricorderemo che in Gesù, nel credere in Lui, si ha il diritto legale di diventare figli di Dio. Non dimenticare questi benefici. E se non li conoscevi, accoglili come dono nella tua vita. Ricorda che non c'è nessun mediatore tra Dio e gli uomini, se non Cristo il Signore e Salvatore. Perfino Maria è diventata una corredentrice. È biblico? Non è forse scritto che anch'ella ha invocato l'aiuto di Gesù quale Salvatore? Pertanto si può cercare Dio, si può cercare di meritare Dio rifiutando la sua grazia, perché possiamo farcela da soli. Si è mai vista una religione che non bisogna dare nulla? L'idea è la seguente: cerco ma rifiuto. E questa è un'altra contraddizione. Cerco ma rifiuto. Un paradosso, una tensione. D'altronde chi potrebbe credere ad un ladrone che si converta proprio alla croce e prima di morire? Chi ci può credere? Meglio credere in una conversione che sia caratterizzata dal merito. Se non c'è uno sforzo morale,
Com'è possibile essere salvati da Dio? In ogni religione ci deve essere uno sforzo morale e ogni religione rivela un vademecum del come ricevere le grazie della divinità creduta. Il Vangelo, la buona notizia di Gesù Cristo, rimane per tanti uomini e donne un messaggio debole, privo di uno sforzo morale, pertanto meglio cercare Dio altrove. È facile però che in questi contesti si insinui la paura, la colpa e il bisogno di approvazione. Quindi c'è una fragilità. Nel fare c'è una fragilità. È meglio essere. Perché il fare ti mette sempre in una condizione: ho fatto abbastanza? E quindi si insinua questa fragilità. Invece c'è uno status che nella grazia del Signore Gesù abbiamo. E quello status è blindato, preservato da Dio stesso. Gli eletti sono coloro accolti da Dio senza meriti, piuttosto quelli che accolgono quel messaggio che li indirizza a credere di avere bisogno di un Dio che offre misericordia e grazia nel perdono dei propri peccati. Per l'Israele etnico gli eletti sono quel residuo fedele che proviene dalla discendenza di Abramo, che si unisce a quei cristiani di ogni tempo che si arrendono a Cristo. Sono ebreo e cristiano. Ecco l'identità di Paolo, perché dei due popoli ne ha fatto uno solo. Unità e diversità coesistono insieme senza confliggere. Cara Chiesa di Roma, siete stati benedetti dall'unico Dio attraverso una strategia che solo Lui poteva mettere in campo. Leggiamo insieme versetti 11 e 12. Ora io dico, sono forse inciampati perché cadessero? No, di certo. Ma a causa della loro caduta la salvezza è giunta agli stranieri per provocare la loro gelosia. Ora, se la loro caduta è una ricchezza per il mondo e la loro diminuzione è una ricchezza per gli stranieri, quanto più lo sarà la loro piena partecipazione. Quale benedizione porta questa sezione? Se da una parte ci sono ancora tensioni fra i due popoli, Paolo li incoraggia a camminare insieme, perché la salvezza di Israele, come anche il loro rifiuto al Vangelo, hanno contribuito alla salvezza dei gentili. In fin dei conti, ciò che emerge da questa sezione è il profilo di un Dio misericordioso che trasforma anche i giudizi in benedizioni. Nella bontà e severità di Dio si vede un piano di salvezza straordinario, perché l'incredulità di un popolo favorisce lo sviluppo di una salvezza più ampia, direi mondiale, universale, e attraverso la salvezza degli stranieri Dio indirizza a credere proprio quel popolo che è rimasto incredulo al Messia. Quindi da noi si dice, c'è un detto che dice: vai con quelli migliori di te e pagagli le spese. E c'è una connessione che la benedizione di Dio non te la puoi tenere per te. La devi condividere. La ricevi, la condividi. Chi la riceve, la condivide. Quindi questa interazione crea ricchezza e crea sviluppo del piano di Dio nell'opera della redenzione. Per guidare una bicicletta bisogna spingere su un pedale e poi sull'altro per trovare equilibrio e direzione. Se mi è consentito, Dio sta ancora spingendo su due pedali per offrire un equilibrio, una ricchezza, una benedizione. Due popoli, giudei e greci, che servono gli scopi di Dio. Versetto 12. Ora, se la loro caduta è una ricchezza per il mondo e la loro diminuzione è una ricchezza per gli stranieri, quanto più lo sarà la loro piena partecipazione. Una speranza nel vedere la grazia riversata su Israele e sapere che Dio ha ancora qualcosa da fare con loro per essere di benedizione per l'umanità. Nello stesso tempo riaffermare lo scopo ultimo della nostra vocazione, portare uomini e donne a Cristo,
contribuire a cambiare delle situazioni con la potenza del Vangelo e la persuasione dello Spirito. Non siamo forse ambasciatori? Un fratello la settimana scorsa ricordava questo grande compito che abbiamo di essere ambasciatori. Versetto 15. Infatti, se il loro ripudio è stato la riconciliazione del mondo, che sarà la loro riammissione se non un rivivere dai morti? La buona notizia per noi questa sera è quella che ci sia altro da vedere e sperimentare per coloro che credono e che attende la piena realizzazione anche attraverso quelli che saranno riammessi, ovvero Israele. Se il loro rifiuto ha portato benedizione ad altri, cosa sarà la loro accettazione del Vangelo? Cosa sarà la loro riammissione? Paolo sta dicendo che le opere di grazia viste nel passato e che sono già scritte nella storia, sono rivelate nelle scritture, saranno ancora più potenti nel futuro e dopo questi momenti nei quali gentili e giudei arriveranno alla totalità, al numero perfetto che sa solo il Signore e solo allora Lui tornerà. Ecco qual è il proposito di Dio. Nella gelosia ha benedetto gli altri popoli testimoniano e strappano a Satana coloro che credono in Israele, e Israele ancora cresce e ancora porterà luce agli stranieri. Ecco questo gioco, questa tensione tra i due popoli. E solo allora il Signore chiuderà i conti. Se la trasgressione e il rigetto di Israele hanno dato ai gentili l'opportunità di credere, quanto ancora più luce ci sarà nel momento in cui Israele sarà nuovamente riammesso. È un futuro senza precedenti. Sia la trasgressione di Israele che la sua pienezza darà luce ancora di più ai gentili. Pensate come queste parole possono aver incoraggiato la Chiesa di Roma, caratterizzata proprio da questi due popoli, che erano credenti, che stavano nella Chiesa. Sia i giudizi come anche le benedizioni cooperano al bene di coloro che amano Dio, sono al servizio di Dio e servono i suoi scopi. Versetti 16 a 18. Se la primizia è santa, anche la massa è santa. Se la radice è santa, anche i rami sono santi. Se alcuni rami sono stati troncati, mentre tu che sei olivo selvatico sei stato innestato al loro posto e sei diventato partecipe della radice e della linfa dell'olivo, non insuperbirti contro i rami, ma se ti insuperbisci sappi che non sei tu che porti la radice, ma è la radice che porta te. Domanda: hai un cuore per il popolo ebraico? Farai ogni sforzo, qualora ti sia concesso, di testimoniare Gesù come Signore e Salvatore? Mi chiedo se ancora oggi ci siano sacche di antisemitismo nelle nostre culture contemporanee. Dovremmo fare in modo di includere piuttosto che escludere. Paolo si è impegnato a scrivere ad una chiesa in Roma affinché fosse una chiesa inclusiva. Lo scopo di questa narrazione è che la salvezza del singolo sia di beneficio per l'altro. Quando Dio opera nella vita di una persona, lo fa con lo scopo che quest'ultima faccia qualcosa per un altro. La domanda da farci questa sera è la seguente: la tua salvezza, la mia salvezza, è di beneficio per gli altri? Perché Dio ha fatto proprio così. Ha fatto proprio così. Questo è il suo metodo. Facciamo un ripasso e avviciniamoci alla conclusione. Il rifiuto del Messia da parte di Israele si traduce in una conversione dei gentili. La conversione dei gentili si traduce in una benedizione per Israele. E la benedizione di Israele a sua volta si traduce per ulteriori benedizioni per i gentili. Tutti al lavoro. Tutti al lavoro.
E detta questa in una chiesa come Roma è un inno solenne. A volte i contesti, sapere che cosa, a chi si sta scrivendo e cosa vive quella chiesa, quella cultura, ci aiuta a capire anche chi scrive cosa vuole dire. Ecco chi è Dio. È colui che benedice il singolo affinché ci sia benedizione per l'altro. La tua salvezza, in un certo senso, potrei dire la salvezza di Francesca o la salvezza di Sonia o la salvezza di Rosa mi appartiene. Non è la vostra salvezza. È la vostra salvezza, ma mi appartiene. Mi incoraggia, mi fortifica, ne traggo beneficio. Come ci lasciamo questa sera? Con un monitoraggio. I nostri tecnici sono abituati ai monitoraggi di linea, di segnale, tanti monitoraggi, tanti controlli. La grazia produce la fede, affinché tu ed io possiamo perseverare nella bontà di Dio. Dio rimane severo con gli increduli, qualsiasi essi siano, giudei o greci, sarà buono per gli eletti, per coloro ovvero che credono. Versetti 21 a conclusione. Perché se Dio non ha risparmiato i rami naturali, non risparmierà neppure te. Considera dunque la bontà e la severità di Dio, la severità verso quelli che sono caduti, ma verso di te la bontà di Dio, perché tu perseveri nella sua bontà, altrimenti anche tu sarai reciso. Allo stesso modo anche quelli, se non perseverano nella loro incredulità, saranno innestati, perché Dio ha la potenza di innestarli di nuovo. Infatti, se tu sei stato tagliato dall'ulivo selvatico per natura e sei stato contro natura innestato nell'ulivo domestico, quanto più essi, che sono i rami naturali, saranno innestati nel loro proprio ulivo. Il monitoraggio si rende necessario per valutare la nostra posizione davanti a Dio, perché ciò che si taglia riguarda ciò che non porta frutto, e ce lo dice pure Gesù, vero? Ovvero coloro che pensano di sapere e non sanno. Quindi è un bombardare le fondamenta di un cristianesimo nominale, di facciata. Sarà tagliato tutto ciò che è nella condizione di incredulità. È il cristianesimo delle apparenze, che spesso entra anche nelle nostre chiese. Dio non ha parenti, ovvero non è intenzionato ad includere i figli dei credenti, a meno che quei figli non facciano le loro scelte autonomamente, di credere e di superare l'incredulità. Alla fine immagino che Paolo dica a questa Chiesa che tu sia ebreo o che sia gentile, l'unico modo che hai di entrare nella nuova alleanza è credere nel Figlio di Dio. Dio sa essere vero e chiari, potremmo dire patti chiari e amicizia lunga. Versetto 22. Considera dunque la bontà e la severità di Dio. La severità verso quelli che sono caduti, ma verso di te la bontà di Dio, perché tu perseveri nella sua bontà, altrimenti anche tu sarai reciso. L'Apostolo vuol conoscere, direi, anche il carattere di Dio, perché è un Dio di relazione e quindi in ogni relazione, anche umana, abbiamo bisogno di comprendere il carattere di chi ci sta di fronte. Diciamoci la verità. È vero che ci sono le empatie, ci sono tanti modi di relazionarci, ma abbiamo bisogno di capire il carattere di quella persona. Nella salvezza di Dio e nel giudizio di Dio vediamo due aspetti del suo carattere, due attributi di Dio. Si vede il suo amore, come anche la sua giustizia, e attraverso questi due aspetti del suo carattere egli si rivela e si lascia conoscere a noi.
e in una cultura del politicamente corretto. Conoscere anche un Dio tremendo, un fuoco consumante che recide ciò che vuole e innesta ciò che vuole, mi sembra che di politicamente corretto non ci sia nulla. Piuttosto conosciamo gli aspetti del suo carattere che ci dovrebbero spingere al timore. Il Dio del non politicamente corretto, invece, è buono e severo, come lo dovrebbe essere ogni padre per i propri figli. A volte non lo siamo. Forse possiamo capire con queste coordinate corrette quando gli costi avvicinarsi a noi peccatori come un Dio santo. Se fosse un Dio del politicamente corretto, sarebbe altro per noi e non potrebbe fare altro per noi però. Invece si avvicina, vede quella che è la nostra reale condizione e agisce nel momento in cui prendiamo coscienza del suo carattere. Gli oltraggi che il figlio ha subito sono quelli che ti consentono di entrare fra le sue braccia. Il sangue del figlio che lui vede per conciliare la sua bontà con la sua giustizia e per coprire il mio e il tuo peccato. Ecco cosa portiamo agli altri quando Dio manifesta la sua misericordia a noi. Portiamo un Dio santo che ci ha posto nella condizione di riconciliarsi o di riconciliarci con Lui. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo per la tua parola, che è una parola che è vera, ci lascia conoscere un Dio vero, un Dio del non politicamente corretto, un Dio che ci dice le cose come stanno, ma non ci lascia con le 4 frecce accese. Piuttosto guarisce le ferite, guarisce il danno causato dal peccato e ci traghetta tra le sue braccia attraverso la riconciliazione di quel sangue versato sulla croce che ancora questa sera rievochiamo per il perdono dei nostri peccati. Che il tuo Spirito, che questa parola ascoltata e condivisa possa trovare un terreno fecondo per indirizzarci ad alzare lo sguardo verso di te e a riconoscerti come Signore e Salvatore della nostra vita e darci il diritto legale di diventare tuoi figli. Ti benediciamo per queste grandi promesse, perché abbiamo un futuro davanti a noi in un contesto di incertezza. Invece nella tua parola troviamo promesse certe. Alcune sono state già realizzate e adempiute, altre le vogliamo e desideriamo vederle, per vedere la tua gloria, per vedere il tuo piano che ancora va avanti nella storia, affinché tutto sia riunito davanti a te, nel nome di Gesù. Amen.